superiore, però non potevo votare la Chiesa, allora avevo ganci e muline e mi la colla sotto il gonnellino. Quando non lavoravo tiravo fuori la macchina fotografica e scattavo provvidenzialmente, perché non avevo fare queste scatte. E mi facevo trovare, perché io poi diventato un po' di collaboratore stretto, privilegiato per queste mansioni che hanno una serie di fatti culturali che abbiamo anche litigato con Pasolini. Abbiamo litigato soprattutto per la questione dei sassi di Matera, perché lui con un'aria quasi di rimprovero mi dice: ma che cazzo state facendo questi sassi? Doveva dire, perché allora cominciano adesso le famiglie dei sassi, no? E io dico: come stiamo portando via questa gente, stiamo risanando i sassi, io ero un comunista ortodosso, comunista ortodosso, quindi ci tenevo a difendere questo fatto che anche grazie alla battaglia dei comunisti questa gente veniva portata fuori dei sassi, eccetera. E lui di secco quasi un anno di prova, dice: che state facendo? Voi state uccidendo il mondo contadino. Aveva ragione. Subito dopo è arrivato Carlo Levi, 5 anni dopo è arrivato Carlo Levi a Matera e ha detto esattamente questa storia: c'è un errore portare via la gente dai sassi, dobbiamo provvedere a risanarli ma non a svuotarli. Esattamente il pensiero di Pasolini. Poi c'è la storia che mi doveva scrivere un articolo, io dirigevo un giornale allora che si chiamava Nuova Basilicata, e allora gli dico: senti, per farti sostenere queste tesi io ti farei una domanda e tu mi fai un articolo, e infatti gli ho fatto una domanda. Poi è tornato a Roma e l'articolo non arrivava, allora io gli ho scritto invitandolo a ricordarsi questa cosa, lui mi ha fatto una lettera che io ho pubblicato. Dice: caro Notarancio, mi sento un verme perché sono inadempiente, però tenete conto che il film ha portato via molto tempo, comunicazione eccetera, però dice, prendiamo questa cosa, mi fai una decina di domande, me le mandi e io ti faccio un articolo, rispondo a tutte le 10 domande e mi fai l'uso che vuoi. Io quella lettera non l'ho più fatta, fortunatamente, perché il giornale stava morendo, era morto, quindi non si aveva più bisogno di avere questi articoli. Ho fatto una grande sciocchezza davanti a te, veramente che ho perso un treno allora.